Buonasera, cari amici. Buonasera a Stavo per dire tutti. buongiorno, ma non ho voluto Al esagerare. buio. Al buio. Io porto sempre mascherina perché dopo la quarta dose Certo. giù a Tel Aviv sono già pronti con l'aeroporto per la quinta e la sesta. No, non si no, sa perché mai. qualcuno ogni tanto lo chiede, ma Marietto, ma perché porti la Non mi mascherina? fido, distanze sociali, state distanti. Io voglio le Ma non distanze dire così sociali. che poi ci credono, poi ci sono quelli che ti adoreranno, guarda che bravo, mette la mascherina perfino con la Hilde a casa, ma poi ci Io voglio le saranno quelli che distanze. diranno, ma quei cuculi cosa Stai fa con la dicendo quel mascherina? coglionazzo? Bravo! Sì. Perché la gente penserà così, io mi sono limitata elegantemente a cucù. Però la gente, però io voglio distanze Cosa fa con la sociali. mascherina? No. Ma perché porti la mascherina, Marietto? Non glielo diciamo perché è carnevale. Oh sì, Oh là là. l'ho lasciata andare A via. casa mia? Aspetta, facciamo vedere il nostro sponsor. Il nostro sponsor delle B20 che ci aiuta con i suoi lavori e chiaramente anche con la sua pubblicità a tenere in piedi questo fantastico, glorioso, insuperabile canale. Appuntamento, diretta, gratuita con le Allora, per le domande, spieghiamogli ancora come si fanno queste domande in questo. Ok, intanto magari ciao sponsor, grazie. Ciao sponsor, bene, salutiamo lo sponsor. Ciao anche a tutti, che vedo che ci B20. sono delle persone collegate, grazie per essere qui. Grazie per essere qui. Allora, dicevamo a proposito della domanda? Vi ricordiamo che è fondamentale nel momento in cui scrivete nel commento la vostra domanda anche che scriviate il vostro nome, la vostra data di nascita. Per quanto riguarda la domanda deve essere formulata in modo chiaro. Chiaro. È chiaro? L'ho detto chiaramente. Hai il disegnino, No. penna, matita? No, allora no, perché diranno ma cosa intenderà questa qua per in modo chiaro? Bene, quando dico formulate in modo chiaro intendo che scriviate scegliendo un argomento, quindi orientando le sibille nella sfera sentimentale o lavorativa, economica, quello che è la questione che vi sta a cuore, e quindi già che sia chiaro un settore di interpretazione. Sì, cioè, in poi... altre parole, dovete fare la domandina a prova di disegnino. Ciao no? Cristina. Ciao Cristina. Esatto. No? Fate come se steste parlando con due bambini di 5 anni. A noi ci fa anche piacere che ci date 5 perché anni. Le sibille hanno bisogno esatto. di aggrapparsi delle scene energetiche. Le sibille possono voler dire tantissime esatto, cose, no? Per esempio, facciamo un esempio, ecco, i sospiri. I sospiri, esatto. Se mi state parlando di questioni lavorative, i sospiri possono dire avete sbagliato qualcosina, adesso siete pienamente in ansia, ci saranno dei ritardi sugli sviluppi, bla bla bla. Se invece me lo state parlando sotto il profilo sentimentale, beh, una persona si è allontanata, sicuramente avete fatto del vostro meglio per aiutarla ad allontanarsi, eccetera, eccetera. Quindi esatto, state tormentati. Lì, esatto. Se è una questione legata al benessere, alla salute, cari miei, tante preoccupazioni, anzi, forse è il caso di fare delle verifiche, quindi capite che se non ci sapete dire su dove la dobbiamo interpretare, la domandina la dovete fare bene che a prova di Marietto, a prova di proprio una cosa esagerata. A prova di Marietto Hilde, così anche peggio. Che la riusciamo a capire. Poi la data di nascita, perché alcuni hanno paura di scrivere la data di nascita, ma signori, ma se io mi chiamo ad esempio Giulio Cesare e non metto ad esempio... Come mai ti è venuto in mente un nome così modesto? Napoleone. Se io mi chiamo Napoleone Bonaparte, cioè potrebbe essercene nato uno prima di me, faccio un po' più famoso, e le sibille si attaccano a quel signore lì. No? Esatto. È importante la scena energetica. È importante i dettagli, perché nella vita sono i dettagli che fanno la differenza, no? E io so che chi ci segue è intelligentissimo, però ogni tanto è un po' sbadato con i dettagli. Quindi mi raccomando, e ovviamente quando diciamo che sia formulata in modo chiaro, oltre a definire un argomento, dateci delle indicazioni. Sì, cioè non è che dovete scriverci per le ultime analisi del sangue. Però cioè, se uno ha una relazione ed è non dico l'amante perché mi ha detto queste cose non le dice, ma voglio dire la concubina, no, neanche la concubina. E come la vorresti definire? L'amica del terzo piano? L'altra, no, e deve scriverla perché se no non si capisce, se esce la donna con i bambini. Poi vediamo una donna maritata. Donna maritata e non si capisce. Siete sposati?
e poi no, esatto. si scopre che Che è è sposato con sposata un'altra. con un'altra. Quindi mi raccomando, abbiamo bisogno che, proprio per evitare di dover fare, Esatto. potrebbe voler dire, Esatto, potrebbe dire, è dateci. chiaro che è già gratis, è già che è un casino. Se dobbiamo fare gli indovini dell'indovinello, non ci azzecchiamo più. Allora, nome, data di nascita, codice fiscale, DNA, targa, quarta dose. Noi 730. rispondiamo se non hanno quarta dose. No, la quarta vero? dose Se- con biglietto. Se vi fa la diretta con la mascherina, vuole anche il tampone. Con biglietto, date il radio te la metto la quinta dose. Se no qui non vi rispondiamo. Ciao Gian, va, ciao. Va bene, ovviamente Gian, stiamo ragazzi scherziamo, no. però sulla domanda siamo serissimi, quindi mi raccomando, mettete i vostri dati, che non ci serve insomma tutto quello che abbiamo detto, abbiamo bisogno del vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda quindi è commentata in modo chiaro, sì, bella ricca, insomma, mettete dei dettagli, siamo per esempio, come va il mio rapporto con, prendo un nome a caso qua, Andreotti. di Gianluca Andreotti, via, uno a caso, via. Silvio, non lui. Siamo sempre su nomi modestini, No, Silvio Benigni, via, Silvio Benigni. Uno che si chiama Silvio Benigni, scusate. Allora, a parte questo, noi il cognome non ve lo chiediamo, ci basta che mettiate il vostro nome e la vostra data di nascita, però per esempio se quella persona... Cosa dici se facciamo anche un'impronta digitale? Così devono scannerizzare, è la lettura della retina, non la vogliamo... E vogliamo metterci anche un pizzico di lettura della retina? No, signori, parliamoci seriamente. Ciao Oxtauri. Bene, adesso io ho detto qualche cosina, partiamo subito con il nostro sito. Il nostro sito, siccome non li abbiamo storditi abbastanza col pippone della col pippone sulla domanda, esatto. Facciamo il pippone sul sito. Allora, parla un po' di questo sito, quando è nato? Allora, prende finalmente i Natali nel 2015, quindi questo sito ormai online da 8 anni. Lustri, però bisogna dire le cose come stanno. Il sito è stato un'espressione... 8 lustri sarebbero 40 anni, quindi... Vabbè. No, lucidiamo un po'. Ci arriveremo, Lucidiamo un po'. Ci arriveremo. Il sito diciamo, è stato messo in strada nel 2015, ma è nato sull'idea di gruppi esoterici segreti che il Marietto aveva fondato nel 2010-2012 ed è stato solamente un'espressione del fatto che con la Hilde e con altri esoteristi abbiamo fatto dei circuiti e li abbiamo, come si dice, donati. Però ci voleva una piattaforma e visto che nei vari social avevamo qualche attacco perché davamo tantissimi circuiti gratuiti, allora abbiamo deciso nel 2014 di fondare questo sito. Poi chiaramente le persone che ci seguivano adagio adagio hanno scelto altre strade e quindi chiaramente il sito è rimasto e gli altri o ci seguono e via dicendo. E poi mano a mano abbiamo con Hilde aggiunto degli ebook sempre gratuiti, però non c'è il 2 senza 3, nel senso che abbiamo aggiunto anche una sezione shop molto ben curata, no, non si dice molto ben curata, in cui il nostro cavallo di battaglia è l'albero sefirotico. Hilde ha tal pippone sull'albero sefirotico. Ragazzi, non smetterò mai di ricordare a tutte le persone che seguono, che magari hanno due tasche piene, così mettiamo eleganza, di quanto sia fondamentale questo esatto. Simbolo. Sappiate che questo simbolo raccoglie l'ideale di perfezione del mondo manifesto che si fonda sulle 3 polarità, quindi non più lo squilibrio del dualismo a cui siamo tuttavia abituati e che spesso sperimentiamo nella nostra vita perché passiamo da stati di benessere a stati di malessere, da uno stato al suo opposto, quindi da momenti di stabilità a momenti di instabilità. Questo simbolo, questo che è un simbolo importantissimo della tradizione cabalistica, si prefigge di trasmettere proprio l'equilibrio più assoluto di quello che sono le gerarchie spirituali che prendono e si manifestano sul piano materiale. Quindi
questo che vedete con caratteri ebraici, quindi con le scritte originali della tradizione cabalistica, è la distribuzione delle forze spirituali e la gerarchia di queste forze, la famosa scala di Giacobbe, no? Non so se avete mai sentito nella vostra vita della scala di Giacobbe, della visione che ebbe di questi angeli che salivano e scendevano da questa scala. Con l'ascensore? No, proprio faticavano Faticavano con anche le loro, luci, anche loro, no, loro. Al di là di questo, al di là dello scherzo, insomma, c'è tutta una gerarchia celeste e ognuna di queste Sefirot ha uno scopo e un ruolo e un compito, e sono state identificate e via via contattate, studiate, approfondite, e la cui conoscenza è stata trasmessa dai maestri ai discepoli, e quindi tramite tutto un lascito soprattutto orale per tantissimo tempo. Le informazioni, le nozioni riguardo le gerarchie celesti erano veramente esclusive per una ristrettissima cerchia di iniziati. Dal 95 in poi c'è stata una grande apertura rispetto a queste conoscenze, rispetto alla conoscenza cabalistica, e tant'è che c'è stata tutta una voga, una moda dell'angelologia, quindi tutti a suon di Michael, tutti l'angelo Michele qua, la cosa là. Questa conoscenza, vi ricordo, è una conoscenza della tradizione cabalistica. I primi a identificare le forze divine che governano, aiutano l'essere umano nella sua esperienza terrestre e in questa dimensione che è a crocevia, no? Fra i regni spirituali superiori e i regni inferi, perché noi siamo sempre lì, un po'. Sì, ma scusate, è governata da questo. Il segreto, adesso taglio corto perché lei le pippone. Il segreto non incontrare mai la 11ª Sefirot. Vedete, in questo non c'è, perché l'11ª Sefirot è l'entrata dell'inferno. Quindi chi ha già questo ciondolo fa già capire a livello subliminale che dell'11ª Sefirot, che è la Dat, bisogna lasciarla stare. Noi non la mettiamo infatti per non incentivare i curiosoni a entrare dalla porta sbagliata, perché quindi, lì non si scherza. Quindi ritorniamo alla quello che si propone di fare questo ciondolo, intanto è agganciato al suo simbolo, che è un simbolo di estrema perfezione e di equilibrio, e nell'equilibrio c'è la totale realizzazione non solo personale, spirituale, ma anche materiale, e nell'equilibrio c'è la protezione, perché non siamo esposti ai rischi che si aprono purtroppo di fronte a noi nel nostro vissuto dagli squilibri. Quindi quando noi siamo in equilibrio lo siamo in tutti i sensi, come diceva Ermete Trismegisto, come in alto così in basso, come dentro così fuori. Così dentro così fuori. Quindi se siamo equilibrati dentro, in armonia, e dove tutte le polarità sono bilanciate, anche quello che manifestiamo, la realtà oggettivata di quello che è scritto dentro, si manifesterà nella massima armonia e nel suo massimo potenziale per quello che ci spetta di vivere e di sperimentare nell'arco di questa vita. Quindi già questo ciondolo veramente non fosse altro per il suo significato intrinseco, è straordinario. Ma al ciondolo abbiamo agganciato una lavorazione di programmazione sulla base radionica e radiestesica, quindi sono state aggiunte delle frequenze a maggior tutela per quello che possono essere le cose pregresse. Quindi se abbiamo costruito rapporti parassitari, se abbiamo attirato a noi persone che ci svuotano, se siamo squilibrati anche sotto il punto di vista per esempio delle forze sottili, dei corpi sottili, del chakra, dei meridiani, dell'aura, bene, questo ciondolo è stato programmato per ripristinare questi equilibri, quindi non solo agire sul piano spirituale, piano materiale, ma anche proprio i nostri corpi energetici. Quindi serve anche questo, serve proprio a proteggere il suo possessore. E
abbiamo messo un po' un dono in più. Esatto. Bene, adesso però passiamo al secondo spot. Quindi Che la ritualistica, perché questo qui molti ci seguono con scudato polotto. Andiamo con la ritualistica. Ma sì, ma è sempre bello, io amo quel ciondolo. Anch'io lì, lo amo. perché mi piace stare con le intelligenze divine e io le sento. Sei già qui con me. Scusa, amore. No, scusa, e prima, mi offendi. E prima Giulio Cesare. E poi Napoleone, ma scusa, sei qui con me e i riti propiziatori. Ma infatti io mica mi lamento. Va bene. Allora, i riti propiziatori noi li facciamo, funzionano, ci vuole tranquillità, ma quando partono non li ferma più nessuno. Quindi... E soprattutto si vedono anche a distanza di anni, quindi anche guardando si riescono a intercettare. Bene, allora io penso che Pippone, ma sì dai, va, il Pippone se lo sono assorbiti ormai. A proposito, se non siete sopravvissuti al Pippone, avevate messo la domanda e venite selezionati ma non scrivete di essere presenti, esatto, si passa un altro. E adesso, visto il prezzo per una risposta gratuita. Attenzione, Gianluca è giovanissimo, del 2000. Sì. Quindi ci fa piacere che anche quelli siamo millennium, anche del millennium, quelli un po' più svegli. Millennial, come si chiameranno? Allora, è presente Gianluca, ci sei del 2000? Perché non è che ce ne siano tanti di Gianluca del 2000 che ci seguono, però Gianluca, se ci sei, fatti vivo, perché sennò passiamo alla prossima domandina, perché stasera purtroppo... Intanto salutiamo anche Emilio, salutiamo Alessandra, Maurizio, ciao, Simona. Ciao, salutiamo eccolo lì, ha scritto Gian. Presente, grazie. Bene, vediamo un po'. Gian, stai attento perché ti faremo le domandine. Benissimo. Allora, prima di tutto volevamo sapere che tipo di relazione è il fidanzato Elisa. Cioè, ma state insieme? Ma state insieme? Per capire. Perché... Emilio Marco, devi scrivere prima. Allora, vediamo un po'. Gianluca, devi dirci se siete insieme. Figli non ne hanno di sicuro. 2000. Lei non si sa mai, sei un tipo precoce. Lei 2005, scusami, arriva giusto ai 18 anni. Eravamo fidanzati. In passato. Ok, è chiara così la domanda. Bene, dai, via. Partiamo subito con le sibille per il nostro Gian del 2000 e la fortunata. Converrà abbassare 2005. Elisa, quindi lei è Elisa e lui Gianluca. Esatto, lei però del 2005, 7 mesi. Ok, vediamo le sibille. Aspetta, abbassiamolo un altro po' per prendere proprio il tavolo. Fra un po' chiudiamo il PC. Allora, vediamo un po' il nostro amico del 2000, quindi ha 23 anni, tira e molla. E lei è un po' sottopeso, 18. No, proprio pelo. L'altro ieri, 3 giorni fa, ha fatto il compleanno Gianluca, 27 febbraio. Appunto, sto detto. Sì. Allora, vediamo un po' come andrà questa evoluzione. Sì. Sibille, aiutateci a guidare. Gianluca, ma cosa gli fai alle donne? Ma cosa gli fa a questa povera? È stata dura, È stata dura, non l'ha presa bene. Non so com'è andata, però... È stata una chiusura difficile. È stata una chiusura difficilissima. Lacrime, come quando noi c'erano le tasse. Una cosa proprio... Non le nominare, ragazzi, avete una carta di aspirina per noi? Però voglio dire, Gianluca... anche Gianluca ieri verranno le tasse, quindi lo preparo psicologicamente. Gianluca, preparati. Comunque, dispiacere e morte sicuramente non è stata una bella chiusura, è stata una chiusura difficile, sofferta, soprattutto da parte sua. Questo è il passato, il presente, c'era in ballo qualcosina, però. È il futuro. Tutta l'aria di... un'arietta un po'... Ma lei è speranzosa, però dai, dacci tu una spinta. Va. Allora, qui comunque ci sono state delle situazioni a partire dal passato che probabilmente o perché qualcuno ha tenuto conto e controllato telefoni, messaggi, quindi sì, qua vedi
c'era un po' un Ho controllino. spiato tramite i social, perché può anche voler dire quello. Cioè, Potrebbe diciamo essere che stato un qualcuno... congenitore. Sì, sì. Sì. Diciamo che qualcuno ha tenuto un po' traccia di tutti i movimenti che vi riguardano, e potrebbe Sì, anche c'era essere... qualcuno di 3/5. Può essere anche che sia stata lei, visto che la natura della domanda di lui è orientata più su come lei, come la situazione, eccetera. Quindi Questo è il diciamo passato. che il passato potrebbe averti tenuto un po' d'occhio per capirci di più, per vedere come poteva, che situazione c'era, come poteva svilupparsi, anche nella, diciamo, col desiderio anche di incontrarti ancora. Achille, Quindi smetti? Scusate, basta, Achille. Scusate, c'è l'Achille. Adesso devo dirti che sembra proprio che lei stia pensando di farsi di nuovo un po' avanti, c'è questo. Sì. Quindi Vedi qua ci riflette, però ci sta potrebbe pensando. esserci anche una new entry. Ma poi dietro c'è la vecchia signora, quindi in fondo un ex. Già è vero, È come se ripensasse di tornare con esatto, te. sembrerebbe quasi un comeback. Diciamo che nel prossimo periodo potrebbe anche veramente prendere in considerazione, quindi non solo magari farsi avanti così, quindi avere un maggiore entusiasmo, un maggiore slancio verso di te, ma nel prossimo periodo potrebbe proprio considerarlo veramente, valutarlo come qualcosa che effettivamente vale la pena, merita. E quindi nel tempo... Però vedi, io vedo la mamma, vedo un adulto lì che guarda. Non solo una mamma, vedo anche un papà più avanti. Sai, non conoscendo Gianluca tutta la vostra storia, vedo entrare in scena i pezzi 90, Torri. Ma la mamma sembra favorevole. Il la padre mamma non sì, tanto. però... Se la interpreti come madre e padre, sembra che lei sia più favorevole, mentre il padre un po', insomma, teme che magari la figlia pianga ancora, e stia ancora male. Perché non è che questa ragazza ha preso molto bene la chiusura. Vedo lacrime e sangue, cioè non lo dico perché mi ha detto queste cose, non le dice, però insomma prima il taglio era un taglio un po' pesante, non era un taglio leggerino. In ogni caso, se questo non dovesse riguardare appunto dei genitori, potrebbe anche indicare appunto il tenere in considerazione, di valutare se conviene o meno effettivamente tornare insieme in modo ufficiale, quindi il fatto che magari la donna maritata possa voler dire anche quello, ma comunque ci saranno delle difficoltà, dei rimpianti che possono venire poi fuori in futuro, quindi lui non la vede, non si vede perché è nascosto un po' dal... Vedo. Quindi, cioè non è che qualcuno muore, vedo sta per i rimpianti, per le cose che abbiamo sbagliato nel passato, per tutte le scelte che avremmo potuto fare diversamente, quindi si vede un po' un logorio su di te in questo e anche sull'intimità del rapporto. Quindi diciamo che comunque per quanto riguarda sia a livello personale di voi due come individui, sia come coinvolgimento familiare, c'è un po' una situazione che in qualche modo prenderà parte, no? Degli sviluppi. La Hilde ha lanciato la ciabatta all'Achille. E certo, continua a leccarsi, non se ne può più. Il finale com'è? Bambino, gelosia, lei è forte e guarda. È un grande punto di domanda. Sì, perché se anche dovesse esserci di nuovo un inizio fra voi, porterà ancora ulteriori crisi, destabilizzazioni, discussioni, quindi forse potrebbe essere anche che un ritorno sancisca poi una fine definitiva. Esatto, sai, non conoscendo Gianluca benissimo la sua situazione, è un grande punto di domanda. Comunque lei la buona volontà c'è, però secondo me entrano in scena anche... secondo me sì, infatti, la mamma è dalla tua, la mamma si vede, sì. Però già stai attento che il padre, se c'è ancora, scusate ma c'ho una telefonata con l'ingegnere. Bene, adesso passiamo alla prossima e io vedo la Eli. La Eli, buonasera. Buonasera, chiedo se durerà la storia tra me e Elisa, 30 gennaio del 90, e mio fidanzato Marco, 3 dicembre 91. Siamo insieme da 1 anno e mezzo e non conviviamo ancora. Questa è una domanda col pedigree. Bravissima, completa, i dati che ci sono. Brava, Elisa, se ci sei batti un colpo. Speriamo, brava, sono qui. E anche ti abbiamo eletto spettatrice dell'anno, sappilo. Sì, in questo momento ha vinto il premio di correttezza della domanda, prontezza di risposta, bravo.
Brava, Esatto, brava esatto, Elisa. è la Quindi nostra. torniamo. Esatto, io Tutte adesso così le vogliamo. le vogliamo tutte così. Se non sono come Eli, apri un sito Sì. come fare domande, mi ha detto Veneziano, e la anche a Elisa. Hildegard. Va bene, allora rispondiamo quindi a Elisa. Io però vi devo lasciare perché ho il solito consulto delle del giovedì alle del giovedì. 19:30, va Ok, bene. cari miei, vi Ok. lascio lì. Non strapazzatemela troppo che sono una ciabatta ancora per Achille. Esatto, poi non mi posso sfogare. Ok. Va bene, allora, Topolotto, ti lascio. Trattameli bene, eh? salutami l'ingegnere. Allora, Salutami bene. mi sposto qui così che mi metto in una posizione più centrale e rispondiamo a Elisa e agli sviluppi con il suo fidanzato Marco. Vediamo un po'. Allora il taglio è veramente molto bello. Speriamo che anche gli sviluppi della stesa siano altrettanto all'altezza di questo taglio, perché parla di regali, ma anche di opportunità, di situazioni dove effettivamente siete in un crescendo, ok? Come se la relazione appunto si sviluppi e che porti e offra delle opportunità di crescita. Vediamo. Ma di recente avete pensato a qualcosa di più, a una convivenza, e se non l'avete pensato apertamente, beh, è quello che sta avvenendo, almeno così sembra. Allora, riguardo le date per capire un po' anche gli altri personaggi che si vedono, che attribuzione potergli dare. Allora, quindi c'è sicuramente una partenza col botto, mi piace molto perché sembra comunque che abbiate più volte magari ripreso questo pensiero, perché questo sembra quasi che, non so se lo abbiate esternato, ok? Però sembra che insomma sia stato tenuto in considerazione. Cosa si vede dopo? Gran signore, lettera, sospiri, giovane fanciulla. Vedi, già nella linea del presente ci sono delle comunicazioni, dei pensieri, delle riflessioni, ma anche delle circostanze, e quindi anche se sono di poco conto queste notizie, queste comunicazioni, quindi non fondamentali, però causano un po' di tormento, dei ritardi. Potrebbe anche essere che a questo punto si aggiunga anche una situazione legata a una donna più giovane. Chi è questa figura? Probabilmente non so se è una figura della famiglia, un'amicizia. Compare questa giovane fanciulla, generalmente rispetto alla consultante è qualcuna di un'età inferiore, quindi immagino che in questo momento ci sia una situazione da cui bisognerebbe prendere le distanze, o che comunque causa un po' di pensieri. Si vede anche un'altra cosa. Nel prossimo periodo o una donna più grande, lui si sta prendendo casa, ma io non mi sento ancora pronta sinceramente per la convivenza. Ok, quindi cosa succede quindi? Che nel prossimo periodo qualcuno interferirà. Questo qualcuno è identificabile alla vecchia signora, può essere una persona più grande, può essere una persona del passato, ok? E questo potrebbe causare delle discussioni, delle incomprensioni, un litigio, ma questa persona riuscirà in qualche modo a creare questo clima poco tranquillo. Quindi se adesso questa novità fa un po' riflettere, se adesso magari sei tu che non, magari il tormento è tuo, quindi non necessariamente di un'altra figura, ma quanto che tu non ti senti pronta. La carta della giovane fanciulla spesso parla anche di immaturità o di volubilità, quindi potrebbe anche esserci questo, come pure una situazione che in questo momento si sta manifestando o che sta avvenendo e che riguarda questa figura più giovane, quindi qualcuno che dà un po' il tormento. E
non sembra un caso isolato. Nel prossimo periodo, quindi o è una madre che interferisce, che confonde, o una persona del passato, e quindi se lui ha avuto prima di te una donna più giovane, una ragazza più giovane, magari è possibile che lei stia cercando di riprendere i contatti con lui in qualche modo e che questo lo abbia destabilizzato. Però ti posso dire che torna poi l'intimità, la serenità, la stabilità. Certo che la carta del vedovo non è molto incoraggiante. Sai, ci sono delle situazioni che probabilmente, proprio legate alla casa che prenderà, diventeranno un problema. Magari lui sarà molto preso da questa casa, per paradosso, che dovrebbe essere un nuovo inizio, anche con la possibilità di stare più insieme, di avere i vostri spazi, eccetera, potrebbe comunque invece creare degli impedimenti. Quindi dal diventare una cosa bella a diventare un problema in futuro. Quindi, quindi bisogna capire un pochettino, sai, sarebbe il caso di magari approfondire, ma con altre domande che in questa sede non abbiamo modo di fare. Per quanto riguarda l'esito, comunque, denaro, falsità, amante, allegrezza al cuore, beh, diciamo che alla fine la situazione comunque sembra reggere, sembra anche riguardare alcune opportunità nel tempo di costruire, ma anche attenta però, perché la carta della falsità è quasi sempre una carta un po' insidiosa di opportunismo o una maggiore attenzione a qualcosa di concreto e solido, ma non necessariamente perché per ancora un coinvolgimento sentimentale. Quindi sembra che ci sia comunque della solidità, sembra che il rapporto comunque sia stabile perché comunque è costruito nel tempo, ma amante allegrezza al cuore, o verrà proposto qualcosa, quindi ci sarà un'alternativa in qualche modo, oppure attenzione perché magari nonostante il rapporto persisterà magari per ragioni diverse, quindi non il grande coinvolgimento di partenza, quanto piuttosto perché si è instaurata una routine, un'abitudine, e però lui potrebbe anche interessarsi ad altre situazioni in futuro. Quindi non lo so, sai, è un po' particolare, è come se il tempo giusto sia lì, cioè dovrai cogliere, magari non ti senti pronta e forse è un bene perché potrebbe anche essere che ti metti in gioco e poi in futuro le cose cambino, però lo spiraglio, la possibilità, il potenziale è al suo culmine, quindi non lasciare spiragli e spazi se desideri costruire con lui, perché si creeranno delle situazioni difficili, che porteranno un po' di confusione e discussioni, quindi quel progetto lì poi non è detto che sia più attuabile. Quindi scusa se purtroppo ti dico quello che vedo, ma non mi vengono i nomi, Elisa, non lo so chi sia questa qui, però c'è qualcuno, ed è qualcuno, potrebbe essere una persona del passato e la vecchia signora potrebbe essere una sua ex. Comunque, vedremo, vedremo. Mi dispiace, cioè non vedo una fine, non è che non te la prendere a male, non vedo una fine, vedo un po' una crisi. Quindi ci sarà qualcosa che in qualche modo lo metterà un po' in crisi. Bene. Io ringrazio tutti per la partecipazione di questa sera, ho visto che si è anche collegato Alex, buonasera anche a te. Vi ricordo gli appuntamenti della prossima settimana, abbiamo ancora la diretta martedì alle 21:15, quindi per le persone che magari in questo orario non riescono ad essere dei nostri, non riescono a partecipare perché magari escono dal lavoro, sono ancora al lavoro oppure hanno la palestra, magari preferiscono un orario serale, vi ricordo che abbiamo appunto il martedì alle 21:15, ma per tutti quelli che invece possono,
o possono in entrambe le situazioni, ricordo che c'è anche l'appuntamento come oggi, il giovedì alle 19. Grazie di cuore a tutti, ci ritroviamo quindi martedì alle 21:15 e ovviamente se desiderate un consulto professionale privato e quindi un vostro spazio di 40 minuti con il Marietto, il numero sta scorrendo da quando abbiamo cominciato la diretta. Per quanto riguarda il contatto con me, probabilmente, spero di sì, troverete il mio numero nella descrizione che corre dal video. Quindi grazie di cuore a tutti, oppure andate semplicemente nel mio canale YouTube se non siete collegati in questa diretta dal mio canale YouTube e troverete sicuramente tutti i riferimenti. Grazie di cuore a tutti, buon proseguimento di